Il saluto conclusivo è del sindaco di Assisi, Claudio Ricci. Un cordiale saluto a tutti voi ed in particolare permettetemi di salutare coloro che si chiamano Francesco e Chiara. Un grazie di cuore al Veneto, un grazie per aver accolto nuovamente l'invito per San Francesco d'Assisi. In 8 secoli di storia i valori di Francesco e Chiara hanno acceso la speranza nel cuore di tante persone, la speranza nel cuore dell'umanità. Dal francescanesimo, con Giotto, che nasce l'arte pittorica europea, la cui opera mirabile arriva. Oggi dobbiamo riscoprire la santa umanità di Francesco, tornando alla semplicità, tornando ad una vita aperta alla condivisione con gli altri. Invece di mettere spesso muri e barriere, dobbiamo costruire in ogni momento solo ponti di dialogo, ponti di libertà, ponti di solidarietà. Francesco, in fin di vita, benedice la città di Assisi, ma in fondo benedice tutte le città, perché ogni città è luce di umanità, è luce di santità, di cultura, di pace. Le pietre vive di Assisi, luminose dopo i restauri, accolgono la luce delle città del Veneto, la luce dei comuni d'Italia, la luce che arde vicino al Santo, la luce accesa con l'olio della vostra regione. Il Veneto accolse Francesco durante i suoi pellegrinaggi e il legame fu così fraterno al punto che in alcuni momenti storici solo i veneziani potevano partecipare al perdono di Assisi esponendo i loro vessilli. Spero davvero che i gonfaloni, i vessilli dei comuni d'Italia possano, nello spirito di Francesco, essere sempre vicino alla gente, accettando la modernità, ma senza mai lasciare indietro nessuno. Grazie e buon San Francesco, patrono d'Italia.